sportivi, appuntamento di questa settimana, il servizio Lights gentilmente offerto da Cabec SRL con sede a Rubano Padova in via Bernardi 1. Un grazie anche a Commit SRL con sede a Veggiano in via dell'Industria 23. E un grazie anche a GAM SRL che si trova in via della Tecnica 21-23 a Montecchio Maggiore. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Allo stadio comunale Gino Cosaro di Montecchio Maggiore si riparte dal minuto numero 14, il match tra Montecchio Maggiore e Dolomiti Bellunesi. Pronti via, il Montecchio Maggiore si rende subito pericoloso con Nicolò Visinoni. Al minuto numero 21 si sblocca la partita, lancio lungo di Carraro, sale in cielo Gregorio Zanella che confeziona un assist per Nicolò Visinoni, si invola verso l'area di rigore atterrato da Virviglia, scalcio di rigore, si incarica della battuta lo stesso Visinoni che spiazza Virvillas per il gol del 1-0 a favore del Montecchio Maggiore al minuto numero 22. Rabbiosa reazione del Dolomiti Bellunesi che con Tardivo impegna severamente Carraro che si protende in tuffo e sventa il pericolo. Minuto numero 37, bella ripartenza del Montecchio Maggiore sull'asse Zanella e Manarin, il quale serve ancora Zanella, va in fascia, mette un pallone al centro dove però non trova nessun attaccante. Prima della finire del tempo, altra occasione pericolosa per il Dolomiti dove Carraro para. Secondo tempo che vede il Dolomiti entrare subito a sprombattuto, al minuto numero 52 colpisce il palo con Alcide De Dias Eduardo, il pallone rimane lì e riesce la retroguardia a spazzare via. Minuto numero 57 arriva il gol del Dolomiti Bellunesi, pallone sulla fascia destra, pallone al centro dove arriva Caprioni che di prima intenzione batte imparabilmente Carraro per il gol dell'1-1. Ancora il Dolomiti Bellunesi che preme sull'acceleratore, minuto numero 64, altra azione pericolosa dalla destra con il Carraro che si supera e devia in angolo. Minuto numero 66, Marangon dal limite dell'area viene contratto al momento del tiro da Crestani e manda il pallone in calcio d'angolo. Minuto numero 68, altra azione pericolosa per i Dolomiti Bellunesi con Cossalter che da dentro l'area lascia partire un tiro dove Carraro riesce a deviare. Primo squillo per il Montecchio Maggiore che arriva al minuto numero 75 con un tiro di Alex Crestani deviato in calcio d'angolo. Sul susseguente calcio dalla bandierina batte Luca Sperti e gli attaccanti del Montecchio Maggiore non riescono a coordinarsi. Ultime due azioni sul finire, minuto numero 89 lanciato Garcia Boix di pochissimo in fuorigioco e minuto numero 90 fermata un'azione di contrattacco del Montecchio Maggiore per leggera trattenuta di Garcia Boix sul difensore. Al minuto numero 94 scende sulla fascia Giacomo Marangon, mette un pallone in centro dove lo sfortunato intervento di Gregorio Zanella nell'intento di deviare il pallone in calcio d'angolo lo mette invece nel sacco. Quindi Dolomiti Bellunesi che si aggiudicano l'incontro per 2-1, salendo così a 59 punti in classifica mentre il Montecchio rimane a quota 40.